Buona giornata, ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione sportiva, ritorniamo inizio settimana dopo il weekend appena trascorso dove abbiamo seguito per voi naturalmente le maggiori manifestazioni per quanto riguarda appunto il locale, il regionale ed il provinciale. Per quello che riguarda invece dove ci potete vedere, ricordatevi la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, ogni giorno potete trovare i nostri servizi in modalità on demand, mentre per chi ama il digitale terrestre vi ricordo canale 95 rispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, Caffè TV 24, canale 95 vi ripeto per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere le principali notizie, cominciamo allora dalla Formula 1 con vittoria del solito Hamilton ormai che ha preceduto Vettel e Bottas. Hamilton sarà campione del mondo negli Stati Uniti se guadagnerà altri 4 punti di vantaggio su Bottas. Motomondiale invece sul circuito di Phillip Island, Gran Premio d'Australia ed era la 17ª tappa su 19. Ha vinto ancora Marquez, Vinales prova a resistere ma purtroppo cade. Crutchlow sale invece sul podio, Iannone sesto e Rossi ottavo. Nella Moto3 grande successo per quanto riguarda la gara e per quanto riguarda il campionato del mondo. È la prima volta che succede, un italiano che si chiama Dalla Porta, eccolo qui lo vedete, si aggiudica il mondiale ed è il primo titolo di un italiano in Moto3. Nel rugby mondiale siamo giunti alle finali in Giappone, finalina venerdì tra il terzo e quarto posto a Tokyo tra Nuova Zelanda e Galles, finalissima invece sabato a Yokohama tra Inghilterra e Sudafrica. E parliamo proprio di rugby, parliamo di Benetton Rugby e di Pro 14, la compagine trevigiana torna alla vittoria e riapre il suo campionato, vittoria 39-30 contro i sudafricani dei Kings. Sentiamo il nostro servizio. Allora Esposito, vi chiedevano la prima vittoria e prima vittoria è stata. Sì, ce lo dovevamo al nostro pubblico e l'abbiamo cercata tanto. Fin dalla prima partita con l'Ester si è visto che avevamo tanta voglia, dopo qualche episodio ci ha penalizzato sia lì che con Ospreys, però finalmente è arrivata e speriamo di continuare così adesso. Alla stampa si è detto che gli errori fatti sono più mentali che di altra tenore. Sì, sicuramente, sai, verso fine partita avevamo preso bonus point, andati oltre anche diciamo un bel po' da loro e quindi siamo un po' calati di testa e gli abbiamo permesso così di tornare in partita. È una vittoria importante comunque perché insomma, vi rimette diciamo, in gioco, insomma, adesso sono rientrati i nazionali, è cambiato anche il 15 e ci sarà naturalmente da lavorare, da faticare ugualmente. Sì, bisogna faticare, adesso bisogna ritrovare di nuovo tutti i meccanismi con tutti i ragazzi che sono tornati e sono stati via e sicuramente questo verrà col tempo, non si può pretendere subito, però comunque i ragazzi che si sono allenati hanno già giocato oggi, massima disponibilità a rientrare col gruppo, quindi non c'è problema sotto questo aspetto. Abbiamo visto un 15 che in un'occasione poteva finirla la partita, poi ha permesso di ritornare a questi sudafricani che ci hanno tentato perlomeno. Sì, mi è venuto un po' in mente la partita dell'anno scorso, la da loro, che abbiamo rischiato fino alla fine. E è una squadra che non molla mai comunque, sono anche migliorati molto rispetto all'anno scorso, abbiamo visto, e sta a noi fare uno step in più. Chiudere le partite prima, non far tornare in gioco le altre squadre. Questo vale sia con i Kings che con qualsiasi altra squadra. Con Edimburgo? Speriamo. Angelo Esposito, giocatore appunto del Benetton dei Leoni che abbiamo intervistato e sentito subito dopo la fine della gara appunto con i Kings, gara vittoriosa. Adesso il basket in A1, sabato il TVB De Longhi Treviso ha ceduto a Trento, ha perso per 92-86. Ancora una volta purtroppo trasferta fatale per i ragazzi di Menetti. Sentiamo il nostro servizio da Trento. Beh, ovvio c'è rammarico perché io devo dire la verità, c'è grande rammarico non per quello che è successo nell'ultimo quarto, ma io ho grande rammarico invece per quello che è successo nei primi due quarti.
dove siamo stati veramente molli, abbiamo fatto 20 minuti spendendo 5 falli, 6 falli, siamo rientrati anche in modo un po' occasionale sulla partita, seppur con il desiderio di fare un'ottima partita, però sapevamo che questa partita doveva iniziare in un'altra maniera, ecco, e invece non ne siamo stati capaci, quindi questa è una cosa su cui assolutamente dobbiamo ragionare e su cui dobbiamo lavorare, perché in determinati momenti della stagione, in determinati momenti della stagione degli avversari, gli inizi delle partite sono molto importanti. Gli inizi, non parlo dei primi 2-3 minuti, non parlo di quello che è stata la prima parte della partita. È un'ottima partita che però dobbiamo avere la capacità di continuare a lavorare, perché l'ho detto, quel piccolo grande passo per vincere con squadre di questo livello, come Trento, che al di là del momento è una squadra che sta giocando l'Eurocup, e vincere in trasferta, questo ultimo piccolo passo è lunghissimo, non è un possesso, non è un tiro, è una cosa in cui serve tanta fatica, tanta lucidità, serve l'apporto di tutti, e quindi noi dobbiamo lavorare assolutamente per questo. Però adesso di trasferte ci penseremo a Bologna dopo aver giocato con Pesaro, adesso invece ci concentriamo molto, avremo tutta la settimana per preparare la gara con Pesaro. Ci scusiamo per le immagini, erano fornite dalla società, come avete potuto leggere, non erano propriamente delle migliori. Domenica al Palaverde alle ore 18:30 la TVB De Longhi Treviso affronterà Pesaro, altro impegno interno. Andiamo a parlare di pallavolo maschile con Civitanova che è sempre in vetta alla classifica dopo aver vinto 3-0 a Milano. Ora c'è la Supercoppa e si giocherà soltanto a Verona tra i padroni di casa e Piacenza. Dal maschile al femminile il passo è breve, l'Imoco Volley Conegliano continua a stupire, continua a vincere per 3-0. A farne le spese questa volta è stata la Pomica Salmaggiore al Palaverde. Sentiamo e vediamo le immagini. Lo sapevo che non sarebbe stato facile, perché l'avversario secondo me prima di tutto è di indiscusso valore, con giocatrici importanti. Noi abbiamo avuto questa piccola difezione di Volos dell'ultimo momento e ho avuto pochissimo tempo per provare Giulia con il cestetto che sta giocando ultimamente, quindi è ovvio che per Giulia c'era l'ansia di dover dimostrare subito davanti al pubblico e alle compagne di essere all'altezza. Credo che abbia fatto un'ottima prestazione, partita un po' tesa e si è visto, ma sono molto contento di quello che ha fatto, ha rotto il ghiaccio davvero bene, le ragazze l'hanno supportata nel migliore dei modi, credo che sia stata comunque nel complesso una buona gara, non siamo stati così puliti in attacco, credo però che il nostro muro di difesa abbia funzionato abbastanza bene. Siamo stati un po' fallosi al servizio, soprattutto il primo set, però nonostante tutto credo che ne sia uscita fuori una discreta partita per noi, i parziali sono importanti, quindi dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto anche oggi. Girone di Champions, sei contento perché non c'è Scandicci? Ma io in realtà non è che non volevo Scandicci, è che in realtà giocare la Champions, correggetemi, o 4 o 5 anni consecutivi avendo un'italiana mi sembrava veramente un'esagerazione. Cioè, ho detto, Conegliano, le altre cambiavano, Conegliano pescava ogni anno un'italiana. Ho detto, beh, stiamo facendo la Champions League, giochiamo contro le europee, sarebbe bello giocarsela contro le europee, non che gli italiani non siano europei, però sono contento per questo. Alla fine è andata bene perché tutte le italiane non si sono mischiate, quindi ognuno avrà fatto giro. Toccato alle russe e alle turche. Questo è Santarelli, tecnico appunto dell'Imoco Volley Conegliano, anche in questo caso le immagini non erano proprio delle migliori. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza, vittoria 3-0 contro Bolzano. In testa con Motta c'è Portoviro, il prossimo turno sarà ancora un turno interno a Motta di Livenza contro Civitanova. Domenica Venice Marathon è ancora sul podio a sventolare bandiera etiope, che ha trionfato con il giovanissimo Ambesa, un outsider che ha vinto in 2 ore 10 minuti e 49 secondi, ha battuto i keniani. Tra le donne la spuntata Korir che ha staccato le favorite. Ne parleremo domani con un nostro servizio. E allora la Serie A per quanto riguarda il calcio, pareggiano Juventus, Inter e Napoli, sale soltanto l'Atalanta che si piazza al terzo posto e che dilaga contro l'Udinese per 7-1, perde il Milan a Roma, vince il Bologna contro la Sampdoria.
In Serie B le venete e friulane così, Cosenza Chievo 1-1, a Crotone batte Venezia 3-2 e a Pordenone, o meglio alla Dacia Arena di Udine, Pordenone Cittadella 0-0. Serie B femminile, al Barison di Vittorio Veneto, la Permac Vittorio Veneto, capolista, guidata in panchina da Bortoluzzi, rimane in vetta alla classifica battendo Perugia per 1-0. Permac, vi dicevo, da sola in vetta e il 3 novembre giocherà in casa nuovamente al Barison contro la Novese. Serie C, girone B, 12ª giornata, Piacenza-Padova 1-1, Arzignano-Feralpi Salò 1-2, San Benedettese Lanerossi Vicenza ha vinto il Lanerossi Vicenza per 3-0, Sudtirol batte Virtus Verona 1-0, stasera per chiudere Triestina-Fano si gioca alle 20:45, con il pareggio del Padova il Vicenza balza in vetta alla classifica. Andiamo in Serie D. Queste le immagini che arrivano da Vigasio nel Veronese, dove il Montebelluna ha vinto l'anticipo del sabato per 3-1 appunto contro il Vigasio, salendo così a quota 9 punti in classifica. Il Mestre ha perso 2-1 a Feltre, il Belluno è stato sconfitto pesantemente 4-0 dalla Luparense, che adesso va alla caccia del Cartigliano, che è sempre in testa alla classifica. Turno infrasettimanale con il Montebelluna in casa al San Vigilio contro il Delta Rovigo. Anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza. Vi ricordo che sulla nostra web tv www.venetoglobe.com trovate già la gara che abbiamo registrato, che le nostre telecamere hanno registrato nella giornata di ieri al D'Agostin di Pieve di Soligo, e cioè Eclisse Careni Pievigina Liventina, finita con la vittoria della Liventina. Gli altri risultati nel girone A: il Giorgione rimane sempre in testa davanti al Sona, mentre nel girone B Lia Piave Montello vince il Montello a San Polo di Piave per 3-2, a Portogruaro Noale batte Portogruaro 2-1, Porto Mansuè Real Martellago 2-2, Robeganese San Donà 0-0, Union Pro Istrana 3-0 per l'Istrana, Union QDP batte Spinea 1-0, San Giorgio Sedico batte Vittorio Veneto 1-0. L'Eclisse, come vi dicevo, perde in casa 2-1 dalla Liventina, e allora andiamo a sentire la disamina di Stefano Della Bella, tecnico di casa. Siamo con Della Bella, al termine di questa gara rimane ancora 3 punti in classifica, e questo che brucia un po', perché come ci si ritrova qui ogni 15 giorni, partita giocata anche bene in certe occasioni, poi però i gol non arrivano e gli altri approfittano. Siamo mancati oggi perché abbiamo avuto diverse occasioni, sia sul primo tempo sull'1-0 per noi, e abbiamo mancato un paio di occasioni per andare sul 2-0, e purtroppo sono determinanti questi episodi, e così dopo loro hanno trovato il pareggio perché hanno fatto un gran gol secondo me. Là siamo rimasti forse un po', li abbiamo lasciato girare e tirare, e aveva fatto un bel tiro indubbiamente, però siamo andati sull'1-1. Dopo loro hanno alzato un po' la pressione, però in qualche maniera li avevamo anche controllati e ripartivamo sempre, perché dopo bisogna dire che siamo sempre riusciti anche a ripartirgli. Dopo abbiamo sbagliato un passaggio in uscita, abbiamo preso sto gol stupido, bel gol sinceramente, ma gli abbiamo lasciato troppo spazio, un'autostrada per entrare, hanno fatto un 1-2, dopo è stato bravo, e dopo abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni per riportarla sul 2-2, non ultimo la punizione che dopo va a battere sul palo, un anticipo di testa su un bel cross prima, e purtroppo restiamo così. È anche difficile poi insomma sapere adesso, perché non vorrei essere in te la prossima settimana, dove andrai a lavorare, perché penso che tu abbia provato a battere sia per quanto riguarda la mentalità, il gioco ci siamo, però cosa manca? Ci manca sempre qualcosa di più attenzione, di più concentrazione su certi episodi, di portarli a nostro favore, e purtroppo ancora non riusciamo a far questo. E dopo non è facile, dopo sconfitte o pareggi solo, e allora la palla pesa un po' di più.
Logico che siamo noi che dobbiamo cercare di limare quei piccoli difetti, di essere più cattivi quando andiamo a fare gol, perché ripeto, oggi soprattutto il primo tempo abbiamo avuto 2 o 3 azioni che dovevamo fare gol, insomma. Ho sottolineato più volte che sulla carta poi, visto anche il trio davanti che avevi, potevamo essere chiaramente a spinta offensiva. Sì, avevo scelto De Zotti e aveva fatto un buon primo tempo, dopo era stanco e non riusciva più a farmi il lavoro di venire dentro su un centrocampista. Ho messo Cibin e anche lui ha dato il suo contributo. Logico che in certe situazioni, ripeto, dobbiamo essere ancora più cattivi per cercare di fare gol. Questo Stefano Della Bella dell'Eclisse Careni Pivigina. Adesso direttamente al basket, siamo leggermente in ritardo. In Serie A2 femminile Ponzano perde nettamente in casa da San Martino di Lupari per 83-59, mentre chi sorprende sempre di più è la Ruker Sanve, che continua a vincere 6-6, vince dopo un tempo supplementare in casa 90-85 contro Cremona. Un euforico tecnico Mian ai nostri microfoni. No, siamo stati bravi perché non abbiamo mollato mai, diciamo che non c'è mai stato un gran divario, infatti il primo tempo che secondo me non l'abbiamo fatto bene, però secondo me siamo stati solidi perché veramente, adesso io faccio i complimenti a Belloni, però fino adesso propriamente non è un tiratore, uno che si presenta qua da noi e fa 7 su 9 da 3 punti, un non tiratore, capisci che questa partita già gli ho detto all'allenatore che tra parentesi ha giocato con me, un amico, gli ho fatto i complimenti perché è una buona squadra, una squadra esperta, solida, molto fisica e lo sapevamo. Poi noi il primo tempo abbiamo regalato veramente troppi rimbalzi, nel senso, poi il secondo tempo siamo stati bravi, li abbiamo conquistati noi e vinti noi, però il primo tempo hai regalato 40 tiri loro e 25 noi, la dice lunga su tutto. E ripeto, siamo sempre stati lì e poi dopo con la forza di sistemare un paio di cose siamo riusciti a portarla a casa e quindi faccio un plauso ai miei ragazzi, insomma. Ma allora, a dire la verità, a me, io le ho detto all'intervallo ai ragazzi, stiamo giocando in casa nostra e che vengano qui e lavorino sulle cose vaganti, sui rimbalzi in casa nostra non va bene. Ok, quindi cambiamo completamente quell'aspetto del gioco lì, dobbiamo essere più solidi, cambiare proprio gli occhi. Veronesi ha fatto quella scena lì e la palla l'aveva toccata, ok, vabbè, ha detto di no, io ho fatto questo gesto di stizza, l'ho fatto nei confronti di Veronesi, l'arbitro mi ha dato il tecnico, va bene, e ho colto l'occasione per dire, cioè, questo ci dice che non ha toccato la palla, l'arbitro è un tecnico e da là gli ho detto quello che ho detto. Evidentemente ogni tanto magari scrollare serve per muovere un po' il tutto, insomma. Questo Marco Mian, tecnico della Ruker Sanve, completamente lanciato verso l'alta classifica, in testa alla classifica appunto dopo 6 partite. Ci fermiamo qui, ci risentiamo domani, avremo altre occasioni per farvi sentire le nostre interviste. A domani, buona serata.